Quindi abbiamo chiesto collaborazione ancora un anno fa alle prefetture, alle questure, alle forze dell'ordine, ai medici di pronto soccorso e ai medici di base. Devo dire il lavoro è stato intenso, capillare sul territorio, ma anche di grandissima collaborazione oltre ogni misura. E quindi arriviamo oggi ad avere anche un manuale operativo che verrà distribuito appunto a quanti ovviamente sono il front office di questo, se così lo possiamo definire, di questo fenomeno. E in maniera importante sapremo anche oggi quali sono appunto tutte le presenze dei vari centri che ci sono nel nostro territorio, perché insieme all'Osservatorio Nazionale contro la Violenza Domestica, che ha sede a Verona, proprio quello nazionale, abbiamo in maniera capillare anche censito tutti i centri, sia i centri diurni che le cosiddette case rifugio, che anche i centri per i minori, dove la donna evidentemente lì trova un rifugio sicuro, perché non vi è nulla di più terribile del ritornare a casa dopo aver sporto denuncia. È lì il momento più difficile, è lì il momento tra l'altro più pericoloso. E quindi sapere come comportarsi prima ancora di fare la denuncia e sapere poi di poter avere sicurezza, credo che questo fosse assolutamente importante da definire. A un anno dal progetto tutto questo è già stato fatto, ora la seconda fase sarà non solo quella scusi, appunto distribuire il manuale, continuare con l'opera di formazione e di informazione capillare sul territorio, ma anche quello ovviamente di implementare con le risorse adeguate i centri e soprattutto le case rifugio. Cosa si sa esattamente del fenomeno della violenza sulle donne? Si comincia a sapere molto, moltissimo, perché l'analisi anche delle denunce mette evidentemente il dito nella piaga della violenza domestica. Tra le mura di casa dove probabilmente la donna abbassa anche la guardia, lì purtroppo si consumano le peggiori violenze, che non sono che una parte di quelle che leggiamo sui giornali. Sui giornali noi leggiamo a volte la punta dell'iceberg, che però matura magari dopo anni e anni di violenze consumate tra le mura di casa, anni e anni di percosse, di situazioni anche di violenze a volte psicologiche inaudite, che di fatto distruggono completamente l'autostima della donna, che arriva addirittura a pensare che sia quella la condizione nella quale deve vivere. A volte anche fortemente indebolita magari da una non indipendenza economica e quindi comunque da un legame al marito o comunque al compagno. Anche una dipendenza economica è comunque una forma di violenza che viene usata nei confronti della donna, e quindi riuscire a estrapolare questi dati, che sono a volte legati a fenomeni di alcol molto spesso, a situazioni di separazione. Dietro a una separazione molto spesso vi è la violenza, non è la causa di separazione, ma a volte è la separazione che è causa di violenza. I figli che sono coinvolti in questa spirale devastante, e poi soprattutto l'equilibrio che viene a mancare non solo della famiglia ma della donna, che non riesce nemmeno più ad avere la forza poi di svolgere la denuncia. E quindi il nostro essere così capillarmente diffusi nella formazione e nell'informazione, ma anche nell'aver coinvolto tutti i soggetti evidentemente che per primi hanno l'impatto con la donna che è vittima di violenza, noi ci auguriamo porti a emergere questi dati che noi purtroppo vediamo sempre in aumento, e soprattutto la porti con la sicurezza che noi vogliamo dare. Il nostro compito è quello soprattutto di dare sicurezza e di dare una soluzione che possa essere quanto più possibile sicura per la donna che sceglie di uscire di casa, sceglie di denunciare, sceglie ovviamente di cambiare vita in maniera radicale, a volte e soprattutto per dare una vita migliore ai propri figli. Ok, grazie.